Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno lunedì 2 febbraio, presentazione del Signore al Tempio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa della presentazione al Tempio del tuo unico Figlio fatto uomo. E concedi anche a noi di essere presentati a te purificati nello Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La presentazione di Gesù al Tempio è un gesto silenzioso, quasi nascosto. Maria e Giuseppe non fanno nulla di straordinario. Portano un bambino come tanti altri genitori. Eppure dentro quel gesto semplice accade qualcosa di immenso. Gesù viene consegnato, offerto, affidato a Dio, non trattenuto. Questo parla forte anche a noi. Quante volte nella vita vorremmo controllare tutto, proteggere ogni cosa, tenere stretto quello che amiamo. La presentazione ci ricorda invece che la vita fiorisce quando impariamo ad affidare, non a possedere. Quando riconosciamo che ciò che abbiamo, persone, oggetti, persino noi stessi, non ci appartiene del tutto. Simeone e Anna riconoscono Dio non nei segni clamorosi, ma nella quotidianità. Un bambino, una famiglia povera, un gesto rituale. È un invito a rallentare lo sguardo, a non cercare Dio solo nelle emozioni forti o negli eventi straordinari, ma nelle cose di ogni giorno.
Presentare Gesù significa anche questo, imparare a presentare a Dio la nostra vita, così com'è, senza maschere, senza paura, e scoprire che Dio sa riconoscere la luce anche quando è ancora piccola, fragile, appena nata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ti auguro di cuore una buona giornata e un buon fine settimana, vissuto sempre in grazia di Dio. Grazie a voi che condividete il Vangelo, la preghiera nei gruppi con gli amici, e grazie a tutti per la vostra presenza. L'ascolto del Vangelo ti sia di conforto in questa giornata. Ciao ciao e abbi cura di te. Ma che bravo Peppi che è arrivato, eh? Dove eri andato? Bravo. O Madre del Verbo, dimora di luce, nel tuo silenzio il cielo parlò, nel tuo grembo il Verbo si fece carne e la speranza in te germogliò. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria, vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Creduto all'annuncio d'amore, nel tuo sì il mondo ha ritrovato la pace e l'eternità, l'amore del Padre. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria, vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Scendi in noi, Santo Spirito, creduto all'annuncio d'amore, nel tuo sì il mondo ha ritrovato la pace e l'eternità, l'amore del Padre. Madre di tutti, Chiesa nascente, in te la grazia canta ancora oggi.
oggi, rendici docili, puri, ardenti, come una fiamma che non si spegne. Scendi, Spirito Santo, scendi per Maria. Vieni, Spirito Santo, vieni per Maria. Scendi in noi, Santo Spirito. Preghiera nel giorno della presentazione di Gesù al Tempio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Padre Celeste, oggi rivolgiamo a Te il nostro cuore nella gioia, nel giorno della presentazione di Gesù al Tempio. Come Maria e Giuseppe portarono il loro bambino al Tempio per offrirlo a Te secondo la legge di Mosè, così presentiamo a Te i nostri cuori. Padre Santo, come Simeone riconobbe la luce del mondo in Gesù, illumina anche noi con la Tua grazia. Fa che possiamo riconoscere la Tua presenza nei momenti di gioia e di dolore, e nei nostri incontri e nelle nostre separazioni. Grazie Padre per il dono inestimabile di Tuo Figlio Gesù, nostro Signore e Salvatore. Benedici la nostra vita e fa che come Maria possiamo custodire e meditare nel nostro cuore le meraviglie del Tuo amore. Amen. Gesù Bambino, aiuta noi e il mondo intero. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente, perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esori figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti.
O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata, Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus. O Madre del Verbo, dimora di luce, nel tuo silenzio il cielo parlò, nel tuo grembo il Verbo si fece carne e la speranza in te germogliò. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria. Vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Creduto all'annuncio d'amore, nel tuo sì il mondo ha ritrovato la pace e l'eternità, l'amore del Padre. Scendi Spirito Santo, scendi per Maria. Vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Scendi in noi, Santo Spirito. Tu hai creduto all'annuncio d'amore, nel tuo sì il mondo ha ritrovato la pace e l'eternità, l'amore del Padre. Madre di tutti, Chiesa nascente, in te la grazia canta ancora oggi. Rendici docili, puri, ardenti, come una fiamma che non si spenta.
Preghiera nel giorno della presentazione di Gesù al Tempio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Padre Celeste, oggi rivolgiamo a Te il nostro cuore nella gioia, nel giorno della presentazione di Gesù al Tempio. Come Maria e Giuseppe portarono il loro bambino al Tempio per offrirlo a Te secondo la legge di Mosè, così presentiamo a Te i nostri cuori. Padre Santo, come Simeone riconobbe la luce del mondo in Gesù, illumina anche noi con la Tua grazia. Fa che possiamo riconoscere la Tua presenza nei momenti di gioia e di dolore e nei nostri incontri e nelle nostre separazioni. Grazie Padre per il dono inestimabile di Tuo Figlio Gesù, nostro Signore e Salvatore. Benedici la nostra vita e fa che come Maria possiamo custodire e meditare nel nostro cuore le meraviglie del Tuo amore. Amen. Gesù Bambino, aiuta noi e il mondo intero. Pensiero di Padre Pio di oggi. Impara a guardare tutto con la fede e vedrai come tutte le cose, avversità e successi contribuiscono al tuo bene spirituale. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes.
Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annunciazione dell'angelo a Maria. L'angelo, entrando da Maria, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Maria ha pronunciato il suo sì a Dio con convinzione. Si è fidata di Lui, si è appoggiata totalmente a Lui come ci si aggrappa ad una roccia. Contempliamo Maria e lasciamo che il nostro cuore si apra ad un sereno abbandono a Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Maria si mette in viaggio per andare a visitare la cugina Elisabetta. A nostra volta facciamo un passo. Talvolta basta un piccolo passo per cambiare una situazione e trasformare una lacrima in un sorriso. A nostra volta gettiamo un seme di speranza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia. La nascita di questo bimbo segnerà per sempre la storia. Con lui inizia il nuovo mondo. Egli svelerà agli uomini il cuore di Dio e insegnerà loro a chiamarlo con il nome di Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. La famiglia di Nazaret a Gerusalemme, al Tempio, per obbedire alle prescrizioni della legge. Gesù viene presentato e viene riconosciuto
nella sua condizione di Messia annunziato dai profeti. Sarà riconosciuto dal vecchio Simeone e dalla profetessa Anna, colui che era stato da lungo predetto dai profeti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dopo 3 giorni, Maria e Giuseppe lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li interrogava e li ascoltava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Possiamo immaginarci la sofferenza, la trepidazione di Maria e Giuseppe. La vita e anche il cuore degli uomini si riflette nella storia di Maria e Giuseppe. Ogni nostro affanno ed ogni nostra preoccupazione li affidiamo a loro. Essi siano la nostra forza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes
dies et flentes, in ac lacrimarum valle, eia ergo ad avocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Preghiera a Maria di San Paolo VI Papa. Maria, tu sei splendore che nulla toglie alla luce di Cristo, perché esisti in Lui e per Lui. Tu sei trasparenza e pienezza di vita. Ti affidiamo il futuro che ci attende, chiedendoti di accompagnarci nel cammino. La tua voce, o Madre tra le madri, o benedetta fra tutte le donne, ci invita a volgere lo sguardo al tuo Figlio Gesù, sola luce del mondo. Aiutaci a vivere da creature di Dio, dacci la capacità di valutare ogni cosa come dono di Dio e la virtù di operare con bontà e di usare con sapienza e con provvidenza i doni che il Signore ci fa. Questa è la mia preghiera. A te, o Vergine Santa, aurora di salvezza, consegniamo il nostro cammino. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Maria, Regina della Pace, Prega per noi. Santa Bernadette, Prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Non la memoria di un santo ricorre oggi, ma una festa, quella della presentazione di Gesù al Tempio, popolarmente chiamata festa della Candelora, perché in questo giorno si benedicono le candele, simbolo di Cristo, luce per illuminare le genti, come il bambino Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme. La festa ebbe origine in Oriente ed è testimoniata fin dal IV secolo a Gerusalemme con il nome di Ipapante, cioè
incontro, l'incontro tra Gesù e il vecchio Simeone, ossia dell'uomo vecchio con l'uomo nuovo. Ricorda il momento in cui Maria si recò al Tempio per offrire il suo figlio primogenito e per compiere il rito della sua purificazione. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver conosciuto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si era recato al Tempio. Lì incontra il bambino e chiede di averlo tra le sue braccia, riconoscendo in lui il Redentore. Alla fine il giusto commosso chiede: «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo se ne vada in pace». La legge giudaica prescriveva che i primogeniti maschi fossero legalmente presentati al Tempio e questo atto di obbedienza a un rito legale, al compimento del quale né Gesù né Maria erano tenuti, costituisce una grande lezione di umiltà. Una spada ti trafiggerà l'anima, aveva detto Simeone. Maria, grazie alla sua intima unione con la persona di Cristo, viene associata al sacrificio del Figlio. Non stupisce quindi che a questa celebrazione un tempo fosse attribuita una grande rilevanza, tanto da indurre l'imperatore Giustiniano a decretare il 2 febbraio giorno festivo in tutto l'impero d'Oriente. La festa è detta anche della purificazione di Maria, perché, secondo l'usanza ebraica, la donna era considerata impura per un periodo di 40 giorni dopo il parto di un maschio e doveva recarsi al Tempio per purificarsi. Il 2 febbraio cade appunto 40 giorni dopo, il 25 dicembre, giorno della nascita di Gesù. Nel Levitico è infatti prescritto che ogni madre che avesse dato alla luce un figlio maschio sarebbe stata considerata impura per 7 giorni e che per altri 33 non avrebbe dovuto partecipare a qualsiasi forma di culto. La commemorazione del rituale di purificazione effettuato da Maria Vergine dal vicino Oriente passò a Roma e già dall'VIII secolo d.C. la festa aveva raggiunto una solennità imponente. Nella città eterna, durante il Medioevo, si compiva una lunghissima processione che partiva da San Adriano e attraversava i fori di Nerva e di Traiano attraverso il Colle Esquilino per raggiungere infine la Basilica di Santa Maria Maggiore. In tempi più recenti la processione si limitò a svolgersi intorno alla Basilica di San Pietro. In questa occasione all'interno della Basilica sull'altare venivano poste delle candele con lo stemma papale ornate da un fiocco di seta rosso e argento. 3 di queste candele venivano scelte e la più piccola era consegnata al Santo Padre, mentre le altre 2 andavano al diacono e al suddiacono ufficiali. Una volta benedetti i ceri, il Papa consegnava la sua candela al cameriere segreto insieme con il paramano di seta bianca che gli era servito appunto per proteggersi le mani dalla cera calda e passava alla benedizione dei ceri. In molte regioni italiane la Candelora viene ancora oggi commemorata attraverso la rievocazione dell'incontro della Madonna con Gesù e San Simeone. A Chiaromonte in Sicilia, alla vigilia della festa, le donne del paese facevano una processione che le portava in cima alla montagna dove si purificavano bagnandosi con la rugiada. Nel resto dell'Italia la festa della Candelora resta legata ai ceri benedetti che vengono custoditi nelle case e si ritiene che tengano lontani gli influssi maligni. In alcuni paesi costieri, per esempio, si riteneva che i ceri benedetti nel giorno della Candelora servissero a ritrovare gli annegati.
Gettate nell'acqua le candele benedette, si sarebbero fermate dove si trovava il corpo dell'annegato. Ai nostri giorni la Candelora tradizionalmente segna per lo più la fine dell'inverno e un celebre proverbio ce lo ricorda, recita così: Candelora dell'inverno semofora, ossia all'arrivo della Candelora l'inverno è finito. E noi nella festa della presentazione del Signore preghiamo così. O Vergine obbedientissima, per la docilità con cui ti assoggettasti ad una legge che non era fatta per te, ottienimi una sempre maggiore docilità a tutti i miei doveri. O Vergine purissima, che pur essendo diventata madre, senza menomare la tua verginità, ti assoggettasti al rito della purificazione, ottienimi la virtù della purezza e l'orrore ad ogni peccato. O Vergine umilissima, che pur essendo immacolata e Madre di Dio, ti accomunasti alle altre donne bisognose di purificazione, ottienimi l'amore all'umiltà e l'orrore ad ogni singolarità ed esenzione. O Mediatrice di ogni grazia, che consegnando Gesù al vecchio Simeone, lo riempisti di luce e di felicità, portalo anche a me con la grazia e la santa comunione. O Vergine addolorata, che con coraggioso silenzio e rassegnazione ascoltasti la dolorosa profezia di San Simeone che ti trafisse il cuore, ottieni anche a me la forza di tutto soffrire per Dio e per le anime. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, Ave Maria. Primo giorno della novena alla Santissima Vergine Madre di Lourdes. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra, oggi iniziamo questa novena con il cuore pieno di gioia. Ti invochiamo con fiducia, consapevoli della tua materna intercessione. Accogli le nostre preghiere e le nostre suppliche, guidaci nel cammino della fede e della conversione. Fa che questa novena sia un tempo di grazia e di benedizione per ognuno di noi. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 2 febbraio e celebriamo il primo giorno della novena alla Madonna di Lourdes. La Vergine Madre di Lourdes è apparsa nel 1858 a Santa Bernadette Soubirous, una giovane pastorella francese. In un momento inaspettato e straordinario, Maria si è manifestata a Santa Bernadette nella grotta di Massabielle. Durante queste apparizioni, la Madonna ha invitato tutti all'umiltà, alla preghiera e alla penitenza. In quel momento così speciale per Santa Bernadette e per il mondo intero, la Santissima Vergine Madre Maria ha anche chiesto la costruzione di una cappella sul luogo dell'apparizione, che poi è diventato il celebre santuario di Lourdes che tutti noi conosciamo. Carissimi fratelli e sorelle, Maria ci insegna da sempre a confidare in Dio, a pregare con il cuore e ad accogliere la volontà divina con fiducia. Fratelli e sorelle, la grotta di Lourdes è diventata un luogo di pellegrinaggio e guarigione spirituale e fisica per molte persone nel corso degli anni. La Vergine Madre di Lourdes ci ricorda che la potenza della preghiera, dell'amore e della speranza
è davvero forte nei momenti più difficili della nostra vita. Quindi oggi, in questo primo giorno della novena alla Santissima Vergine Madre Maria di Lourdes, preghiamo affinché lei, unita a Santa Bernadette Soubirous, possano intercedere per noi, per le nostre guarigioni, preghiere e intenzioni spirituali e materiali. Affidiamoci tutti insieme alla Vergine di Lourdes. Lei come madre non ci deluderà mai. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme la preghiera finale in questo primo giorno della novena alla Vergine Madre di Lourdes. O Vergine Santa, Madre di Lourdes, ascolta le nostre suppliche in questo primo giorno di novena. Concedici la grazia di imitare la tua umiltà e la tua disponibilità alla volontà di Dio. Intercedi per noi presso tuo Figlio Gesù, affinché possiamo vivere con fede e amore. Accogli le nostre intenzioni e donaci la tua benedizione materna. Amen. Fratelli e sorelle, preghiamo un Padre nostro, un Ave Maria, un Gloria al Padre in onore della Santissima Vergine Madre di Lourdes. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vergine Madre di Lourdes, prega per noi e per il mondo intero. Santa Bernadette Soubirous, prega per noi. Adesso, fratelli e sorelle, ricevete il dono della Santa Benedizione. A voi che celebrate, iniziate con gioia questo primo giorno della novena alla Santissima Vergine Madre Maria di Lourdes. Scenda per sua intercessione su di voi, sulle vostre famiglie, su chi vi sta a cuore e sugli ammalati, la benedizione di Dio, Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Dio vi benedica tutti. Pace e bene, Ave Maria. Laudetur Jesus Christus.
nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Sia lodato, ringraziato ogni momento. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Trinità d'amore. Confidando nella tua fedeltà e misericordia, rinnovo la mia consacrazione a te, secondo la della provvidenza. Per questo mi impegno a cercare prima di tutto il regno di Dio e mi affido all'intercessione del nostro Padre di San Giuseppe, Madre della Provvidenza. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Manda il tuo Spirito, Signore. O Dio, che con il dono dello Spirito Santo guidi i credenti alla piena luce della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe, Maria.
preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore, che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Ecco vieni, dice il Signore. nella liturgia di lode acclamiamo e invochiamo il nostro Salvatore presentato al Tempio da Maria e Giuseppe.
Signore, che secondo la legge è dovuto essere presentato al Padre nel Tempio di Gerusalemme, insegna a noi a offrirci con te nel sacrificio della tua Chiesa. Cristo Gesù, nostra gioia e salvezza, cercato e trovato nella casa del Padre tuo da Simeone, uomo giusto, fa che ti riconosciamo e ti incontriamo anche noi nelle membra sofferenti della tua Chiesa. Atteso dalle genti, la poetessa Anna parlava di te a tutti coloro che aspettavano la redenzione di Israele. Insegnaci ad annunziare degnamente il tuo Vangelo. Pietra angolare del regno di Dio, posta come segno di contraddizione, fa che gli uomini, vivendo nella fede e nella carità, trovino in te la risurrezione e la vita. Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa della presentazione al Tempio del tuo unico Figlio, fatto uomo, e concedi a noi di essere presentati a te, pienamente rinnovati nello Spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica e ci doni la sua luce e la sua salvezza.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi, sono passati 40 giorni della solennità del Natale. Anche oggi la Chiesa è in festa, celebrando il giorno in cui Maria e Giuseppe presentarono Gesù al Tempio. Con quel rito il Signore si assoggettava alle prescrizioni della legge antica, ma in realtà veniva incontro al suo popolo che l'attendeva nella fede. Guidati dallo Spirito Santo, vennero nel Tempio i santi vegliardi Simeone e Anna. Illuminati dallo stesso Spirito, riconobbero il Signore e pieni di gioia gli resero testimonianza. Anche noi, qui riuniti dallo Spirito Santo, andiamo incontro al Cristo, dove lo troveremo e lo riconosceremo nello spezzare il pane, nell'attesa che Egli venga e si manifesti nella sua gloria. Ora preghiamo e benediciamo le candele. O Padre, fonte e principio di ogni luce, che oggi hai rivelato al Santo Vecchio Simeone il Cristo, vera luce di tutte le genti. Benedici questi ceri. E ascolta le preghiere del tuo popolo, che viene incontro a te con questi segni luminosi e con inni di lode. Guidalo sulla via del bene, perché giunga la luce che non ha fine. Per Cristo nostro Signore. Andiamo incontro al Signore in pace. Pace in terra gli uomini amati dal Signore. Noi lodiamo. Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti
nella festa della presentazione al Tempio del tuo unico Figlio, fatto uomo, e concedi anche a noi di essere presentati a te purificati nello Spirito. Lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera agli Ebrei. Poiché i figli hanno in comune il sangue della carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile a quelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede delle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Parola di Dio. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Chi è questo Re della gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Chi è mai questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Hanno visto la tua salvezza, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli
aveva annunciato che non avrebbe la morte senza prima aver avuto il Cristo del Signore. Morto spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo colse tra le braccia. Ne disse Dio, dicendo: ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Parola del Signore. Questa celebrazione ci invita a cogliere Gesù, a presentarlo come la luce del mondo, a rinnovare la nostra offerta, l'offerta di noi al Signore. Insieme, con fede, presentiamo al Signore le nostre suppliche. Illumina le menti e conquista i cuori. Illumina le menti e conquista i cuori. Piccolo bambino, Cristo Signore entra per la prima volta nel Tempio. Vi ritornerà in seguito come ogni devoto ebreo e durante il suo ministero pubblico, anche come affascinante maestro delle folle. Il suo esempio ci stimola devozione e rispetto per ogni Chiesa dimora del Dio Altissimo. Preghiamo. Le menti e conquista i cuori. Giuseppe e Maria dimostrano un'obbedienza semplice e pronta. Ci ottengano i loro meriti di essere in ogni circostanza esecutori puntuali, sereni e generosi dei divini voleri. Preghiamo. Simeone in dono quanto non fu concesso ai pastori e ai magi, poté stringere fra le sue braccia il Salvatore. Perché anche noi, nella docilità dello Spirito, sappiamo cogliere e gioire di tutte le presenze di Dio nella nostra vita. Preghiamo. L'anima non ha età e Anna esulta e proclama la presenza del Messia con accenti ispirati e commoventi. Che ogni credente conosca freschezza e calore di spirito nell'annuncio del Regno. Preghiamo. La presenza di Cristo esorcizza anche la paura della morte. Tutti i nostri fratelli defunti siano presto accolti nella Gerusalemme celeste attorno al trono dell'Agnello. Preghiamo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate perché il mio e il vostro sacrificio è gradito a Dio Padre Onnipotente. I doni della Chiesa in festa, o Padre, come hai gradito l'offerta del tuo Figlio unigenito, agnello senza macchia per la vita del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con noi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il tuo Figlio, generato prima di tutti i secoli, oggi presentato al Tempio, è proclamato dallo Spirito Santo, gloria di Israele e delle genti. E noi, esultanti, andiamo incontro al Salvatore. L'assemblea degli angeli e dei santi cantiamo senza fine l'inno della tua. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnando volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato,
prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue, ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nell'ansia della risurrezione. E nella tua grande misericordia, ricordati di tutti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Preghiamo oggi in modo particolare per tutti i devoti di Rosa Mistica. Ti preghiamo per tutti coloro che sperano in una guarigione fisica. Dona di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti fu graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio cantiamo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella terra che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
udito l'ardente attesa del Santo Simeone, porta a compimento in noi l'opera della tua misericordia. Tu che gli hai dato gioia, prima di vedere la morte, di stringere tra le braccia il Cristo tuo Figlio, concedi anche a noi, con la forza del pane eucaristico, di camminare incontro al Signore per ottenere la vita eterna. Egli vive nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Signore sia con voi. Vi benedica l'Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona giornata, buona settimana.